siamo di nuovo qui. La crociera della musica, arte e cultura napoletana torna in onda anche oggi. Ben ricorderete che la scorsa puntata ci eravamo lasciati così. Ciao Amedeo, guarda, sono uscito come... dalla spa. Cioè, scusa, stava chiusa praticamente, sta spa. Sentami, vieni a fare lezione di napoletanità. Andiamo. Ed ora la campanella sta per suonare, tutti in classe. Sale in cattedra il magnifico rettore della Gennarino II, il prof. Amedeo Colella. Ma come? È tutto pronto, la sala è gremita. Ma dov'è Amedeo Colella? Mica ce lo siamo dimenticati a Palermo. Meglio chiedere a Fabiana di andare a controllare. Amedeo, ma tu sei qua, forza, ti stanno aspettando 3 ore. Sì, vabbè, ma che dovevamo fare? L'incontro con i Napolantica. Ah, sì, vabbè, sto programmando, Stai programmando, Amedeo, ma tu sei proprio un'indagliata. Beh, intagliarsi in lingua napoletana è perdere tempo inutilmente, mentre io invece sono nell'ozio creativo, cara mia. Ma Amedeo, è forte, Vabbè, una cosa vengo, ho capito. Ve l'avevo detto, no? Fabiana avrebbe svelato facilmente l'arcano ed allora adesso siamo pronti, dopo un cambio di abito ed un drink al bar, un po' come se fosse una sorta di ricreazione 2.0. La lezione ora comincia. Non avete bisogno di presentazione, ma io ve lo presento lo stesso, perché l'artista che con emozione vi presento è capace di far ricevere la magia della tradizione napoletana, ma con uno sguardo moderno e simpatico. Un interprete che racconta storie e curiosità di Napoli, ma di emozione e di cuore. Questo pomeriggio la sua arte sarà parte di un viaggio unico, qui tutto per noi, a bordo di MSC Grandiosa per la crociera della musica napoletana. Il rettore dell'Università Gennarino II, signore, abbiamo oggi con noi qui il professor Amedeo Colella and Friends. No, allora la frequenza è obbligatoria, sono 2 corsi perché noi alla fine dobbiamo rilasciare la laurea, come sapete, e quindi per avere la laurea è indispensabile. Però per tutti i corsi che si rispettino stasera abbiamo anche i test d'ingresso. Tra quiz e peculiarità della lingua napoletana, Amedeo ci porta anche alla scoperta di un aspetto tanto caro alla crociera della musica, arte e cultura, quello delle culture che si incontrano. Come fai a tradurre per esempio pocundria? Tengo una pocundria, potrei cavarmela dicendo che la pocundria in italiano è l'ipocondria. No, non niente affatto, non è affatto vero, perché l'ipocondria in italiano è semplicemente la paura delle malattie. Apocondria in napoletano è quel misto di malinconia, nostalgia, rassegnazione, noia, quella che ti blocca completamente. È difficile da trovare un corrispondente, forse in brasiliano lo troviamo, la saudade la chiamano, ecco. La cultura delle parole e dei modi di dire si ritrova però anche nella musica, come quella di Pino Daniele, che sulla pocundria ci scrive una canzone, e noi, con le note di Napoli Antica, ci diamo appuntamento a settimana prossima.